come sono i nostri sindaci. A noi, guardate, gli chiediamo poche robe, non gli chiediamo dei piani regolatori, di tutti i post-oggi, non gli chiediamo niente, gli chiediamo semplicemente questo. Vogliamo le città che siano visitabili, transitabili H24, senza gente che ti aggredisca, che violenti le signore, che derubi i cittadini e che faccia angherie. Perché consideriamo questo un valore per la qualità della vita e per il valore anche patrimoniale. Avere una casa dove che ai 10 del sera abbiamo serarsi su vuol dire non avere una casa, chiaro questo. 2. Il decoro comunale. Ai nostri sindaci diciamo, vivi il comune come fosse casa tua. Ringhiere pitturae, uno dei più grandi valori, perché è inutile fare grandi proseliti se dopo vedi delle fogne quando giri per il comune. Allora, saranno anche degli incivili quelli che gettano i rifiuti dal finestrino dell'auto lungo le scarpate, incivili e ladri perché rubano i soldi delle nostre tasse e poi... Però non è un alibi per il sindaco, vanno pulite le strade. L'erba va tagliata, le strisce pedonali va fatte non un mese prima di fare le votazioni, ma tutti gli anni. Terzo aspetto, noi diciamo prima il Veneto, che vuol dire prima Rosà. Se c'è un posto di lavoro libero, non ce ne voglia per gli altri, prima va uno di Rosà e poi a quelli del resto del mondo. Paolo è un bravo ragazzo, come si direbbe, ma diciamo anche, ricordiamolo fino in fondo, che lui ci dà la garanzia della continuità in un'amministrazione come quella di Rosà, che si è fatto molto e si vuole continuare a crescere, a progredire e ovviamente a concludere anche le tante opere messe in cantiere. Guardi, io faccio parte di quella categoria di amministratori che pensa che nell'alveo della legalità e nel rispetto delle leggi si debba fare di tutto per non far pagare l'IMU ai cittadini. Far pagare l'IMU sulla prima casa, magari ipotecata, sulla quale paghi il mutuo, è una cosa poco etica e immorale. Noi dobbiamo confrontarci sicuramente tra amministratori, ma poi fare in modo di non fare pagare l'IMU. Un onore sicuramente, una grande responsabilità che mi dà il nostro governatore sicuramente, ma sono sempre vicino alla gente come ci ha sempre insegnato il nostro movimento e sicuramente Luca Zaia ci ha insegnato sin dall'inizio con il suo modo di governare. Mercoledì sera il Pala Rosà ha visto la presenza del governatore Zaia proprio per dare manforte a questa campagna elettorale. Stretto legame dunque tra comune e regione. Una serata importante che mi carica di entusiasmo soprattutto per il finale di questa campagna elettorale, ma questa serata sta anche a significare il rapporto stupendo che abbiamo con il governatore Luca Zaia e con la regione che ha visto finanziare parecchi progetti, tra cui la casa alloggio per anziani che ci ha dato un contributo di 1.200.000 euro da parte della regione e parte dell'USL, dove abbiamo potuto costruire una casa alloggio con 13 appartamentini, di cui 8 già abitati dai nostri anziani. Quindi un progetto verso la qualità della vita verso i nostri anziani. A rafforzare e ad evidenziare il legame tra comune e regione vi è proprio anche l'interesse comune ad investire sulle energie rinnovabili, quali ad esempio in questo caso l'impianto di biomassa. Altro progetto finanziato al 30% dalla regione, un progetto importante, un progetto pilota nel territorio naturalmente, un progetto che va verso la qualità della vita, verso le energie rinnovabili, dove il comune di Rosà ha potuto allacciare 14 utenze, per cui un progetto molto importante per il comune. Il voto di domenica e lunedì è un voto molto importante per la comunità rosatese, per il nostro futuro, per le scelte che si andranno a fare. Credo di poter dire di votare la mia lista per la concretezza, per i fatti e non per le parole. Il 6 e 7 maggio scegli la continuità nel rinnovamento e vota Paolo Bordignon.